dirigente del Cipriani e del Colombo, la professoressa Fogagnolo. Un'altra bella iniziativa, un B2B con aziende, con istituti. Ci vuole spiegare cosa state facendo qua al Cipriani oggi? Sì, grazie, buongiorno. Oggi è la giornata dedicata all'orientamento delle classi quinte innanzitutto, ma anche delle classi quarte, in modo che arrivino al termine del loro percorso scolastico dopo l'esame di Stato già con un'idea piuttosto precisa di quelle che sono le offerte del territorio e anche al di là del singolo, del piccolo territorio polesano per il loro lavoro o la continuazione degli studi futuri. Abbiamo invitato aziende dei settori che sono afferenti ai vari indirizzi di studio della scuola, dall'alberghiero, diciamo dall'enogastronomia e ospitalità alberghiera all'odontotecnico, ai servizi per la sanità e l'assistenza sociale, al turismo e le varie aziende, poi comprese anche delle agenzie di lavoro interinale, per capire quali sono i criteri che vengono seguiti per l'occupazione dei giovani. Poi ci sono l'università di Padova, il Consorzio Universitario di Rovigo e altre realtà universitarie, e gli ITS rappresentativi del territorio e degli indirizzi di studio, quindi gli ITS Turismo Veneto Academy, l'agroalimentare e altri che possono essere interessanti per i nostri ragazzi. Ma un'altra bella novità è che ci sono anche dei ragazzi, degli ex studenti di questa scuola che hanno aperto una loro azienda e quindi sanno dare indicazioni anche peer-to-peer, vorrei dire quasi, con gli studenti che ancora stanno frequentando la scuola. Oltre a questi ci sono le associazioni industriali e la CNA, che è un nostro validissimo partner con cui collaboriamo spesso per iniziative di promozione del territorio e di promozione del tessuto socio-economico del Polesine. Ecco, in questa situazione ci troviamo oggi in una grande festa, sembra che sia per la scuola. Tra l'altro lei ci faceva vedere di report dove sia l'Istituto Cipriani che il Colombo sono virtuosi dal punto di vista occupazionale post diploma. Sì. Addirittura su questo report c'è un 66% nel Cipriani che trovano lavoro entro i 2 anni, un 52% nel Colombo entro 2 anni. Questo è merito di cosa? Beh, innanzitutto credo della scelta anche di formazione e istruzione di qualità che offrono le scuole nei rispettivi settori, ci tengo a dire. Per quest'anno siamo ancora divisi, noi prendiamo i dati da Eduscopio, che è una ricerca della Fondazione Agnelli. Una ricerca molto ascoltata, vorrei dire, da tutti gli esperti del settore e da chi si occupa sia di formazione che poi di assunzione, quindi di occupabilità. L'anno prossimo forse saremo insieme, però ecco, gli studenti del Cipriani, soprattutto dopo 2 anni, c'è un indice di occupabilità dopo 2 anni dalla chiusura degli studi. Il Cipriani ha un'occupazione del 66% appunto dei diplomati, in coerenza, quasi il 50% di coerenza con il percorso di studio intrapreso. Un po' minore è la coerenza tra l'indice di occupabilità e la coerenza col proprio percorso di studio per gli studenti degli indirizzi afferenti all'ex Colombo, diciamo così. Però è comunque molto alta, vediamo, quindi è una cosa che ci fa ben sperare, perché dice che stiamo agendo nella direzione giusta per dare anche sicurezza ai ragazzi per quello che è il loro percorso di studio innanzitutto e per prepararli poi al loro futuro, sia che sia la prosecuzione degli studi che sia anche l'entrata immediata nel mondo del lavoro. Un'ultima domanda quasi personale: com'è lo stato di salute della scuola italiana? Qui mi fa una domanda a cui io non so rispondere in generale. Vediamo purtroppo che ultimamente sì, le tante riforme che si succedono continuamente, che non fanno bene da un certo punto di vista, perché creano
tensione, creano false aspettative, creano incertezza soprattutto da parte delle famiglie, da parte anche di noi professionisti della scuola. Siamo in attesa di vedere un disegno coerente, ecco, che la scuola si riformi in modo da essere sempre più rispondente al processo di innovazione che vediamo, perché solo per parlare di intelligenza artificiale, quella è, diciamo, è un asset o un partner, se vogliamo chiamarlo così, con cui dovremmo avere a che fare sempre di più. Quello che deve fare la scuola è formare gli studenti, attrezzare gli studenti perché siano in grado di comandare questa realtà, purtroppo, che la chiamiamo intelligenza artificiale, ma sta veramente diventando qualcosa che ci condiziona la vita di tutti i giorni. Io credo che uno degli aspetti fondamentali della scuola a tutti i livelli di istruzione sia proprio quello di dare gli strumenti giusti agli studenti per essere sempre padroni con la propria testa innanzitutto, per poter gestire questo tipo di processi. È un'altra occasione appunto per ringraziare il Cipriani della collaborazione ormai strettissima e consueta e dell'interesse che rivolge alla nostra associazione. Quello che riscontriamo come associazione in questi anni è una costante difficoltà delle imprese anche del settore agroalimentare, soprattutto del settore agroalimentare, a reperire personale formato, ed è il motivo per cui anche quest'anno abbiamo deciso di partecipare a questo evento di orientamento che è organizzato dall'Istituto Cipriani in collaborazione con noi di CNA Padova Rovigo, proprio per dare un ulteriore momento di incontro con gli studenti alle nostre imprese che cercano personale formato, e qui dentro, in questo istituto, siamo dentro un'eccellenza del territorio e quindi cerchiamo di unire le eccellenze tra l'ambito scolastico e il mondo del lavoro.